Buongiorno da Portoviro, continua il nostro monitoraggio per la piena del Po di questo 2024. Oggi siamo al 24 ottobre e qua siamo nel parcheggio, tra l'altro chiuso perché sappiamo che il locale è chiuso, di un noto ristorante che è la Fornace. Ecco, vedete che già il parcheggio è allagato, quindi rispetto ad altre piene l'invasione golenale è un po' più alta rispetto alle piene degli anni passati, quindi è una piena di importanti portate, però adesso in questo momento assolutamente non pericolosa. Abbiamo sentito la protezione civile, uno dei responsabili ci ha detto che ancora adesso è in allerta arancione. Ecco, vedete qua uno degli edifici di questo centro, appunto centro della Fornace, ed effettivamente la golena è abbastanza invasa da acqua. Però ci diceva che appunto non ci sono preoccupazioni particolari e si è in allerta arancione e non rossa. Adesso andiamo a vedere il Po, Sua Maestà. Qua siamo sempre a Portoviro, siamo nella parte golenale e quindi vedete che la golena è abbastanza invasa da questa piena. Passiamo davanti a Sua Maestà il Po. Ecco, siamo più o meno all'altezza di Voltagrimana e quindi un punto anche molto largo di questo grande fiume. Vedete che scorre tranquillamente verso il mare, anzi lo scorrimento è molto veloce. Ci sono molto meno detriti degli altri giorni, questo è anche un fatto positivo. L'abbiamo detto pochi secondi fa, praticamente c'è allerta arancione, non rossa, questo è un fatto molto positivo. I fontanazzi, che sono un'altra delle criticità quando ci sono le piene, in questo momento qua sono monitorati da protezione civile solamente quelli storici, quindi non ce ne sono di nuovi che possono preoccupare. Se ne sta comunque occupando nel monitoraggio completo anche dei fontanazzi e delle altre criticità l'AIPO, che non ha appunto segnalato cose molto critiche e molto pericolose, perlomeno fino a questo punto. Ci sarà poi un comunicato verso le ore 13:30-14 e quindi magari vedremo se ci sono delle variazioni, delle varianti. In ogni caso, se possiamo dirlo come cittadini del Delta, è una piena che non preoccupa più di tanto, ricordando che l'ultima piena importante del 1994 era di 1,5 metri, sicuramente più ampia e più alta di questa, e quindi possiamo dormire sonni tranquilli anche questa notte. Da Leandro Maggi, da questo grande fiume, da questo grande vecchio, è tutto. Buona giornata!